Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo della morte mistica. È un argomento molto in linea con questo periodo dell'anno, poiché vi parlo in questo giorno che è lunedì di Pasquetta e appunto per la simbologia che è nascosta in questo periodo, ho deciso di spiegare un po' ehm, quali sono le energie di questo momento dell'anno e come sfruttarle al massimo e soprattutto i suoi significati occulti, il perché sia così importante questa festa e qual è l'uso che possiamo farne per una nostra crescita personale. La morte mistica può essere di due tipi. Ovviamente a noi interesserà quella di tipo occulto, ehm, cabalistico barra ermetico, mentre la prima di cui vi parlerò è legata alla religione, più che altro cattolica, e alcune esperienze mistiche di famosi santi. Eh, Dunque, che cos'è la morte mistica? Nel caso appunto di queste esperienze mistiche di numerosi santi, annoverati appunto anche nei calendari cristiani, si tratta di vere e proprie sintomatologie o esperienze di morte apparente che hanno accompagnato momenti di visione o che si manifestano con la condivisione della passione, dei giorni della passione di Cristo. Dunque, su questi santi si sono manifestati tutta una serie di sintomi, ma anche veri e propri decessi per poi riprendersi nelle ore o nei giorni immediatamente successivi. Sono tantissimi i casi narrati e documentati, basterà appunto che andiate a cercare se l'argomento vi incuriosisce anche su Google, morte mistica dei santi e vi verrà fuori un elenco di aneddoti interessanti. Possono variare dalla semplice manifestazione che poi tanto semplice non è, ma comunque la manifestazione di stimmate, fino anche a proprio casi di morte vera e propria e poi eh, di resurrezione, chiamiamola così, che poi è stata definita morte apparente, cioè quella che sembra a tutti gli effetti una morte, addirittura la fissità, la vacuità delle pupille dilatate, oppure la rigidità, il rigor mortis. Insomma, ci sono moltissime storie che vale la pena di leggere e per curiosità, ecco, di andare a vedere. Ma non è ovviamente questo il tipo di morte mistica che interessa un occultista, sebbene l'altra sia particolarmente fenomenica. Quella che interessa a noi è appunto la morte del sé. Che cosa significa dunque tutto questo discorso? Significa che una persona che decide di intraprendere un sentiero di elevazione morale e spirituale dovrà morire a se stessa. È una morte in vita, dunque è la morte, diciamo, di alcuni aspetti dell'ego che vengono completamente abbandonati, corretti e modificati, sostituiti da virtù. Dunque ne abbiamo parlato moltissimo in tanti video, in modi ovviamente diversi, in cui in ciascuno davo una chiave o un suggerimento per svolgere questo lavoro di osservazione e di correzione. Oggi, a ridosso della Pasqua,
voglio darvi qualche altra piccola chiave e qualche altro aiuto in questo compito che è estremamente importante e che è sicuramente motivo di enormi progressi e cambiamenti proprio personali. Tanto per cominciare, bisogna capire che un primo cambiamento importantissimo è il distacco dalla materia, poiché la materia, con le sue seduzioni e con i suoi legacci, è veramente deviante per quello che è il discorso spirituale. Eppure continuiamo ad avere necessità della materia, ma deve rispondere a bisogni primari, non deve diventare un motivo di vita, anche perché non tanto su questo livello esistenziale ci rendiamo conto di cosa significa questo attaccamento alla materia, ma è una scoperta che poi facciamo nel momento in cui varchiamo la soglia, cioè nel momento in cui noi siamo al di là e comincia il processo di disgregazione della materia organica del corpo fisico, nel momento in cui l'anima deve liberarsi, ecco che deve confrontarsi con i suoi demoni. Perciò se noi non l'abbiamo fatto in vita, se non abbiamo approfittato dell'esperienza terrena per liberarci dai legacci materiali, l'anima dovrà comunque farlo con grande sofferenza e grande dolore dopo il trapasso, il che significa che dovrà scindere intanto quel cordone argenteo che è la connessione col corpo fisico e durante questa connessione, durante questa scissione, disgregazione di questo cordone d'argento, dovrà lottare con le larve o comunque le forme pensiero collegate appunto a questi attaccamenti con la materia e con un grandissimo dispendio di energia eterica e con grande rischio. È chiaro che comunque se l'anima è destinata all'alto astrale, riuscirà nella sua impresa lottando e soffrendo e comprendendo quali erano i suoi limiti che ha accettato e che non ha superato durante l'esistenza terrena. Ma se l'attaccamento è troppo forte, se l'attaccamento è così grande e non si è fatto un lavoro appunto di osservazione e di correzione, esiste proprio la possibilità di permanere nel basso astrale più a lungo di quello che sia auspicabile. Ho già parlato del basso astrale in un altro paio di condivisioni, dunque vado oltre perché l'intento di questa condivisione è appunto quello di parlare della morte mistica. Dunque, che cos'è in termini pratici questa morte mistica? È l'occasione che noi diamo a noi stessi di evolvere e di comprendere che ci sono dei giochi di forza che sono legati ai i nostri desideri sono legati alle larve che produciamo nel momento in cui desideriamo e reiteriamo il nostro desiderio e dunque è una spirale che si autoalimenta. È necessario prendere coscienza dunque dei nostri difetti, dei nostri limiti e di tutte quelle che sono i vizi, i legacci che alla fine ci possiedono. Noi pensiamo di avere dei desideri, ma sono questi desideri a possedere noi e dunque è importante che chi si mette su questo percorso, chi intraprende questa crescita interiore, diventi consapevole che fino ad oggi è stato servo, schiavo dei propri desideri fintamente nascosti e mascherati da bisogni. In realtà i bisogni materiali dell'uomo sono pochissimi, ha bisogno di molto altro e questo molto altro non ha granché da spartire con la materia e nel momento in cui ne prende coscienza comincia già a disgregare questi legacci e a compiere i primi passi di morte mistica che
è intesa proprio come il riconoscimento dei propri limiti, dei propri vizi, dei propri errori, dei propri schemi distorti e la rettificazione di questi schemi che porta a una liberazione, a una morte per quello che riguarda gli aspetti del sé egoico, che attenzione non possiamo uccidere, non esiste l'uccisione dell'ego perché non è questo lo scopo, ma la correzione è lo scopo anche dal punto di vista cabalistico. Dunque, queste sono in definitiva le due morti mistiche, appunto quella dei santi è intesa proprio come esperienze, diciamo anche di natura fisica, con tutta una serie di sintomatologie, e poi l'esperienza delle persone che decidono di perseguire il sentiero spirituale. Come ci viene incontro in questa pratica e perché proprio il simbolo della Pasqua? Intanto andiamo a vedere perché e quando viene calcolata la Pasqua, sia cristiana che ebraica. Entrambe si basano su il, il conteggio di un plenilunio. Allora, per quello che riguarda la Pasqua ebraica, viene celebrata appunto il giorno 14 del mese di Nisan. Dunque questo conteggio però varia perché i mesi ebraici seguono l'andamento, la lunazione, dunque hanno appunto è un calendario diverso e dunque la Pasqua ebraica generalmente può essere celebrata tra il 26 marzo e il 25 aprile. È un intervallo dunque lievemente diverso dal calcolo della Pasqua cristiana che segue un calendario diverso, un calendario lunisolare ed è conteggiato appunto dalla prima domenica successiva al primo novilunio, no scusate, alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Dunque, se per esempio, vabbè, non sto a fare un esempio pratico, però in poche parole, se l'equinozio di primavera è il 21 marzo, si guarda qual è la prima luna piena, la domenica immediatamente successiva alla prima luna piena sarà la Pasqua cristiana. Dunque, perché è così importante intanto questo periodo e il come matura questo periodo? Intanto siamo su un equinozio di primavera, che significa l'entrata nel segno dell'Ariete. Il segno dell'Ariete è il primo segno di fuoco del calendario magico, perché il calendario magico parte appunto dal fuoco e non dal 1° gennaio, che è diciamo, un calendario artificiale, non segue il percorso solare, così come invece la natura, ma anche dal punto di vista simbolico, ricordiamoci che il Sole è la manifestazione è attribuito al simbolo del fuoco e dunque questo simbolo del fuoco, noi sappiamo che l'elemento fuoco è il primo a discendere dai regni della Cascia. Dunque, in quanto primo elemento è quello che è l'iniziatore, no? L'avviatore, ma anche il simbolo delle nuove intraprese, delle nuove iniziative, dei nuovi inizi appunto. Quale migliore nuovo inizio di una nuova vita? Dunque è un simbolo fortissimo durante il quale noi rinunciamo a degli aspetti del sé, noi sacrifichiamo l'agnello, che significa cominciamo a sacrificare i vizi più recenti, cominciamo la correzione su quelli che sono i nostri aspetti meno incancreniti e risorgiamo a nuova esistenza, a nuova vita. A questo punto il simbolo è fortissimo perché con la luna piena abbiamo un crescendo di queste forze che spingono, se incanalate, se utilizzate correttamente, a fare grandissimi progressi per quello che
che riguarda appunto la nostra correzione e la nostra crescita. In questo senso ci aiuta il sole. È una pratica antichissima, è una pratica che conoscono i tibetani, è una pratica che conoscono gli indù, è una pratica che comunque è riconosciuta, qualcosa molto importante collegato anche alla tradizione egizia ed è l'osservazione del sole. Dunque, basterà pochi secondi al giorno nelle ore sicure, ovviamente non sto parlando di osservare il sole a mezzogiorno, ma nelle ore dell'alba e del tramonto, cioè l'ora immediatamente successiva all'alba e l'ora immediatamente precedente il tramonto. Ad aiutarci in questo una qualsiasi app sul meteo dove indica alba e tramonto ci sarà di grandissimo aiuto e si comincerà in modo simbolico proprio in questi periodi, guardando appunto per 10 secondi il primo giorno, 20 il terzo, 30 scusate, 20 il secondo, 30 il terzo e così via, aumentando di 10 secondi alla volta e arrivando poi a un totale, perché questo lavoro va fatto per 9 mesi. Ed è un simbolo importante questo 9 mesi, un simbolo della gestazione, come ho già detto anche parlando della ritualistica, è qualcosa che ci trasformerà in modi incredibili, diventerà una vera e propria meditazione attiva, una meditazione tramite gli influssi solari, che sono influssi, come ho parlato anche nel trattato sul sole, ma ho parlato anche nel video riguardo appunto il sole, il dominatore solare, il dominatore del sole, di quello che può essere appunto da un punto di vista della crescita spirituale. Dunque, gradatamente arriveremo a osservare il sole molto lungo e noteremo lo sviluppo di particolari proprietà. Parleremo comunque di questo nel tempo, intanto cominciate la vostra pratica di osservazione del sole, 10 secondi o all'alba o prima del tramonto. Per rafforzare potete fare anche uno e l'altro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rimando alla prossima condivisione e buona morte mistica. A presto dalla vostra Hildegard.